Benvenuti alla lezione di armonia numero 10. Il paragrafo stavolta ha per nome rivolti e allora a pagina 64 vediamo di cosa si tratta. Allora, abbiamo già studiato che per suonare un accordo noi usiamo il primo, il terzo e il quinto grado premuti simultaneamente della scala relativa. Accordo maggiore, la scala maggiore, accordo minore, la scala minore, primo, terzo e quinto grado. Abbiamo analizzato, studiando la scala in successione di gradi, che quindi di solito suoniamo il primo, il terzo e il quinto grado così come ci ritroviamo in successione. Ma in realtà per avere questo accordo non c'è bisogno di avere questa successione, primo, terzo, quinto, ma possiamo suonare queste tre note come ci fa piacere a noi. Per esempio su Do maggiore abbiamo Do, Mi, Sol. Allora noi possiamo suonare Do, Mi, Sol dove più ci aggrada. Immaginiamo un'orchestra. Un'orchestra è formata da famiglie di strumenti differenti, quindi ad esempio alcuni di essi poi tra l'altro sono monodici, monofonici, quindi possono suonare soltanto una nota alla volta, altri invece polifonici, quindi più note simultaneamente. Immaginiamo allora di avere tre strumenti, un violoncello, un flauto e un oboe. Allora, al violoncello facciamo suonare Sol, al flauto facciamo suonare il Mi e all'oboe, più centrale, il Do. Ecco, queste tre note insieme danno comunque la sensazione, danno l'accordo di Do maggiore, però con una sensazione differente, perché c'è un ordine differente tra le varie note. Il Sol è il quinto grado, più a basso, il Mi è il terzo acuto e la fondamentale, il Do, al centro. Immaginate quindi adesso un suono più con timbri differenti, quindi i tre strumenti che vi ho detto prima. Ma potremmo anche far suonare il Mi al violoncello, il Sol all'oboe e il Do al flauto acuto. Anche questo è un Do maggiore. Però ha cambiato completamente la sensazione al nostro orecchio, perché c'è una differente disposizione tra le varie note. Quindi io posso comunque ottenere sempre l'accordo di Do maggiore, ma usarlo in vari modi, cioè utilizzando posizioni differenti di questi tre gradi. Osserviamo adesso per questo paragrafo cosa succede al pianoforte con i rivolti. Bene, voi potete chiaramente guardare il pentagramma. Abbiamo per un accordo formato da tre suoni, tre posizioni, perché per il momento li suoniamo comunque con i gradi vicini. In questo modo chiamiamo questa posizione parti strette, cioè i gradi si susseguono. E allora osserviamo in che maniera si susseguono. Allora, quando cominciamo proprio con il Do grave, Do, Mi, Sol, osserviamo il pentagramma, abbiamo quindi la posizione fondamentale. Poi cosa succede? Vedete la linea tratteggiata? Io sposto il Do che c'è alla parte grave nella parte più acuta e quindi adesso le note sono Mi, Sol, Do. Quindi ho rivoltato l'accordo di una volta, cioè ho girato le posizioni. Però adesso per meglio farvi vedere, per meglio spiegarvi, osserviamo le dita. Allora, come vi dicevo, la posizione fondamentale sarà costituita da Do, Mi, Sol. Poi che cosa succede? Porto questo Do all'ottava superiore e quindi partirò dal Mi. E quindi adesso la posizione sarà Mi, Sol, Do. Quindi ho rivoltato l'accordo, come si può immaginare. Quindi questo è il primo rivolto che comincia dal terzo grado, quindi terzo, quinto, ottavo o fondamentale. Posizione per la mano sinistra 5-3-1, come potete osservare sul pentagramma. A sinistra delle note i numeri sono per la mano destra, a destra delle note sono per la mano sinistra. Poi cosa faccio? Prendo il Mi e lo sposto l'ottava sopra qua, quindi partirò da Sol, quindi Sol, Do, Mi. Stavolta la diteggiatura 5-2-1, questo è il secondo rivolto. Poi cosa faccio? Risposto ancora il Sol all'ottava sopra e quindi sono ritornato alla posizione fondamentale. Quindi ho tre posizioni: fondamentale,
posso suonare o con 5-3-1 o con 4-2-1 a sinistra. Primo rivolto dal terzo grado, secondo rivolto dal quinto grado e poi di nuovo fondamentale. Allora attenzione alle dileggiature, sono importantissime. 4-2-1, 5-3-1, 5-2-1, 4-2-1. La destra fa l'esatto contrario e quindi osserviamo 1-2-4, 1-2-5, 1-3-5, di nuovo 1-2-4 per arrivare alla posizione fondamentale dell'ottava superiore. Allora l'esercizio da fare, il numero 19, è suonare per 2 ottave a mani separate e ritornare indietro. Allora adesso per comodità partirò da questa ottava, però qua è una zona in cui l'accordo va suonato molto raramente, ma è giusto per vedere le posizioni. Allora, fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto, fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto, fondamentale, ritorno, secondo rivolto, primo rivolto, fondamentale, secondo rivolto, primo rivolto, fondamentale. E così anche per la mano destra. Fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto, fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto, fondamentale, secondo rivolto, primo rivolto, fondamentale, secondo rivolto, primo rivolto e di nuovo fondamentale. Questo è un esercizio davvero molto importante da un punto di vista tecnico, ma anche armonico, quindi ci si prepara la mano a spostarsi sulle varie estensioni della tastiera, ci si prepara anche agli arpeggi e quindi ci si prepara a sentire come suona l'accordo a seconda del rivolto che si può usare. Quindi attenzione, fate questo esercizio a mani separate naturalmente, con accordi maggiori, con accordi minori, iniziando anche a usare accordi con i tasti neri, quindi Re maggiore, Mi maggiore, Fa minore, insomma praticate bene sia tasti bianchi che tasti neri e cominciate, come indicato anche nell'esercizio, prima dagli accordi maggiori e minori, però avventuratevi ogni tanto anche sulle triadi diminuite e sulle triadi aumentate, quindi parliamo di triadi, accordi a 3 suoni, poi vedremo con quelli a 4 suoni quando inizieremo a studiarli. Bene, calmi, non correte, però cercate di ottenere una certa sicurezza e quindi sbagliare il meno possibile. Bene, anche per questa lezione è tutto, abbiamo analizzato quindi i rivolti a pagina 64 e io vi auguro come sempre buono studio e buona musica e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao!